Siamo con il sindaco di Porto Empedocle. Sindaco, si stanno riaprendo le possibilità per la ripresa della costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle. Abbiamo visto che ci sono indicazioni da parte dello staff nazionale, del Ministero, un ampio dibattito si sta aprendo. Ecco, vorremmo sapere qual è la posizione del primo cittadino in merito a questa eventuale possibilità di riattivazione del progetto del rigassificatore. È chiaro che sugli organi di stampa in questi giorni, nelle scorse settimane, sono apparse dichiarazioni ed articoli sulla possibilità di riaprire la vicenda rigassificatore sulla città di Porto Empedocle. Va detto in premessa che ad oggi noi come Comune e amministrazione non abbiamo ricevuto nessun documento che dia adito alla riapertura dei termini per il rigassificatore. È chiaro però che tutta la vicenda che parte dal governo nazionale subisce una spinta e una pressione dovuta anche alla guerra in Ucraina. Si tratta, come è chiaro, di un progetto che nasce 15 anni fa. Oggi le condizioni sono cambiate e prima di parlare di rigassificatore, quando avremo le carte sulle quali poter cominciare a discutere e a confrontarci, è necessario rivedere un attimino e sederci a discutere di cosa vogliamo fare della nostra città, fino ad arrivare anche alla possibilità di coinvolgere l'intera città in una scelta che è fondamentale per lo sviluppo di questa provincia, di questo paese in particolare.